Si moltiplicano le adesioni alla partecipazione della manifestazione di sabato 25 gennaio che partirà dalla rotatoria Giunone per raggiungere quella strada degli scrittori per far uscire Agrigento dall'isolamento in cui si trova, promossa dal cartello sociale avviato dalla Chiesa Agrigentina, dai sindacati, dalle forze produttive e dai sindaci della provincia. Oggi anche quella di Legambiente Sicilia, del sindacato Inersind, dell'associazione Consumatori Consumer, di Federconsumatori, del Sunia, dell'associazione Generazioni Consapevole, di quella Tante Case Tante Idee, e in riferimento al flusso di traffico che si creerà in occasione della marcia di sabato 25 gennaio, dopo il vertice degli organizzatori con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si è stabilito che sono tante le diverse zone antistanti al luogo della marcia adibite a parcheggio secondo la direzione in cui si arriva. Anche la Tua Trasporti Urbani Agrigento parteciperà alla marcia contro l'isolamento, mettendo anche a disposizione i bus per consentire ai partecipanti di raggiungere la rotatoria Giunone, luogo di partenza del corteo dal piazzale Ugo La Malfa. Gli autobus garantiranno 2 corse, una alle 10 e l'altra alle 10:30, dal piazzale La Malfa alla rotatoria Giunone, luogo di raduno dei manifestanti. Sarà anche garantito il viaggio di rientro dalla rotatoria degli scrittori, luogo di arrivo dal corteo, a piazzale Ugo La Malfa, con 2 corse, una alle 13:30, l'altra alle 14. Anche TVA ha dedicato alla marcia una trasmissione speciale di Target condotta da Giuseppe Moscato con i protagonisti dell'evento: Alfonso Buscemi della CGIL, Gero Acquisto della UIL, Emanuele Piraino della CISL, Claudio Spoto della CNA, Gianni Picone sindaco di Campobello di Licata, Salvatore Pezzino e Don Mario Sorce dell'Ufficio Pastorale Sociale. Siamo l'unica provincia siciliana a non avere 1 chilometro di autostrada. Quando è stato pensato il raddoppio della 640 e la 189, il migliorare diciamo, la viabilità della 189, si pensava a dei cantieri che iniziano e da lì a poco sarebbero stati consegnati alla cittadinanza. È da più di 10 anni che aspettiamo. Abbiamo assistito a più inaugurazioni di tratti che non a chilometri consegnati al nostro territorio, per non parlare della 115 che ha un volume di traffico enorme. Est a ovest, insomma. Sì, sì, è terribile, aggravato dal fatto che i mezzi pesanti devono entrare dentro un centro abitato con grave rischio dell'incolumità di cittadini. Se non erro, una settimana fa o 2 settimane fa c'è stato anche un incidente tra un camion e un bambino che attraversava per andare al mercato. E poi le strade provinciali e statali che sono a dir poco disastrate, perché manutenzione non ne viene più fatta se non in pochissimi casi, pulizia è meglio non farne riferimento, ma le condizioni, tu parlavi di buche, si tratta di voragini, non di buche, e quando le condizioni atmosferiche portano poi per mancanza soprattutto di manutenzione e di pulizia delle carreggiate, detriti o parti intere di strade a non essere più percorse o percorribili, rendono impossibile il transito e il commercio delle nostre realtà. Saluto con le parole di Giovanni Paolo II proprio alla Valle dei Templi: Agrigento, alzati!